Approfitto solo per aggiungere 2 o 3 cose. La prima è naturalmente chiedere al signor Sindaco di attestare, così come l'assessore Tedesco, la bontà e di questa manifestazione che si è svolta oggi, nel senso che è stata pacifica, non ci sono stati scontri di nessun genere, perché ho visto dai prodromi da parte del capogruppo Paolino di un tentativo di iniziare ad attaccare la categoria a seguito di alcuni insulti, peraltro singoli, che tutti noi abbiamo condannato nei confronti di una giornalista. Quindi, signor Sindaco, un appello a lei lo faccio, perché questa è stata una manifestazione assolutamente pacifica che non deve incidere sulla bontà della categoria. In secondo luogo, giusto, ci mancherebbe altro dare misure di sostegno, assessore, ci mancherebbe. La questione degli stalli è una questione importante, direi anche determinante se vogliamo, per il buon andamento dei lavoratori di questa categoria, e pertanto tutto ciò che viene è sicuramente importante e utile, quindi bene avete fatto. Se loro sono soddisfatti, se loro hanno fatto le proposte, perché probabilmente sentono la necessità di avere da voi qualche tipo di risposta in questo senso. Naturalmente però credo che la loro prima preoccupazione, signor Sindaco e signor Assessore, sia quella proprio di avere delle certezze sulla questione di Uber, dell'applicazione di Uber. Ricordo che a Milano, dai dati che sono in mio possesso, sono stati sequestrati circa 80 mezzi recentemente, solo ieri mi pare, o in questi 2 giorni del weekend, quindi 80 mezzi sequestrati significa un'attenzione, in 2 anni, perdoni, allora ho avuto informazioni sbagliate, comunque 80 mezzi in 2 anni non sono in ogni caso pochi, sono un tentativo di azione, di contrasto rispetto a un fenomeno che a Milano la Polizia Municipale ritiene illegale, quindi non vedo perché anche a Torino non si possa iniziare un'attività di questo genere, che credo che aiuterebbe a evitare 2 cose secondo me fondamentali. Una dal punto di vista umano, morale, che è l'esasperazione di lavoratori che hanno comunque oggettive difficoltà oggi in questo mercato difficile, in questa crisi difficile, hanno difficoltà, e quindi gli uomini di sinistra che rappresentano la città oggi, che sono al governo, credo dovrebbero farsene carico dell'esasperazione dei cittadini e non dire che stanno sbagliando, che Uber è legale quando l'assessore stesso l'ha detto non lo è. E questo è il primo appello che le faccio. La seconda è contrastare l'abusivismo, che sicuramente è un'esigenza più da questa parte dei banchi della Sala Rossa, però è chiaro che anche l'abusivismo è un fenomeno in crescita, anche nei taxi, ma non solo di Uber, anche quei taxi che vediamo a Porta Palazzo o da altre parti, che diceva prima la stessa consigliera Ambrogio. Poi lo ricordo tutti, i taxi non è che votano tutti a destra, questa è una battaglia di principio, esatto. È una battaglia di principio, cioè è una battaglia in cui essere liberali molte volte significa anche essere all'interno di una cornice, cioè bisogna stabilire delle regole, all'interno di quelle regole il mercato si scanna, si batte, si arricchisce, si impoverisce, ma perlomeno uno sa all'interno di quale regole sta andando. Perché altrimenti, se non ci sono queste regole, c'è la regolamentazione, cosa che sicuramente non ci appartiene, c'è il liberismo, che è una cosa che sicuramente non ci appartiene. Vedo sorridere sotto i baffi il consigliere Trombotto, ma è così, noi siamo per l'economia sociale di mercato, si lega pure alla nostra carta dei valori, di quella di Forza Italia, quindi è inutile sorridere, ma è proprio così. Essere liberisti non significa essere di Forza Italia, essere liberali significa essere all'interno di Forza Italia, ma con delle regole molto precise. Quindi anche gli articoli che leggo ogni tanto dei liberali che dicono che Uber fa bene al mercato, certo che fa bene al mercato, nel momento però in cui è regolamentata, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista regolamentare, perché altrimenti diventa una cosa all'interno di qualcos'altro che già esiste, ma che per loro non vale. Ecco, questo non significa essere liberali. Pertanto io le chiedo, Assessore, di intervenire presso il Governo affinché faccia chiarezza il più presto possibile su questa vicenda e di tutelare, dal punto di vista umano, l'esasperazione di questi taxisti, perché realmente hanno grandi difficoltà che forse, dando dei segnali, sia come l'avete dati voi oggi rispondendo ad alcune questioni pratiche, sia come chiediamo noi da questi banchi da tempo su Uber, potrebbero essere soddisfacenti e potrebbero garantire loro un lavoro un pochino più sereno.